La pioggia non ci dà tregua qui a Cavallese in occasione della Desmontegada. Siamo in compagnia di Giuseppe D'Agostin, che è uno dei soci della strada dei formaggi delle Dolomiti, produttore però di speck e lucaniche. Allora, quali sono i prodotti, Giuseppe, che hai esposto in questo meraviglioso angolo da cui poi profumi ci inebriano il palato? Niente, i prodotti che abbiamo esposto noi oggi sono il classico speck, che comunque diciamo è il prodotto principale indipendentemente dalla manifestazione, che oggi si parla esclusivamente di capre e diciamo il prodotto principale probabilmente è il formaggio, che è poi il prodotto che ci dà la capra poi. E noi abbiamo una particolarità, che collaboriamo con gli allevatori sia bovini ma in questo caso caprini, gli produciamo la classica lucanica di capra che... Ecco, la facciamo vedere, qual è? Facciamola vedere per i nostri amici da casa. Diciamo che così aiutiamo un po' gli allevatori a... Ecco, come è fatta, come si fa? Perché magari appunto il salume di maiale, di suino, sappiamo un po'. La lavorazione è simile, uguale quando vengono fatti? Diciamo che noi partiamo dalla materia prima, che è poi la capra, insomma, viene macellata qui al macello comunale di Cavallese. Noi ce la portiamo nel nostro laboratorio autorizzato e lì facciamo quello che è tutto il disosso, la cernita delle carni, perché la capra va comunque tutta sgrassata, poi viene messa la carne di capra insieme miscelata con carne di maiale. Noi facciamo una lucanica al 60% di capra e 40% di maiale, questo per caratterizzare un po' il prodotto, non per dire solo che è una lucanica di capra e basta, ma è una lucanica di capra con un 60% di carne di capra. Per ecco, cui il gusto noi poi magari sicuramente l'assaggeremo, sicuramente. Però per i nostri amici da casa, per invogliarli, cosa diciamo? È come un po' l'amatore del formaggio di capra, si sente un po' la capra, quel retrogusto particolare, un gusto particolare. Le caratteristiche organolettiche, è un prodotto magari meno grasso, ha un quantitativo... Sì, sì, è un prodotto un po' più magro di un salame di maiale normale. Caratteristiche... Come va degustata, ecco? Va degustata sicuramente accompagnata da un buon bicchiere di vino, magari un buon teroldego, visto che siamo in Trentino, e un po' di pane bianco, non serve pani speciali, pane bianco normalissimo e basta, direi. Insomma, non ci sono grosse differenze da un'altra salamella. Si può stagionare di più, di meno, a seconda un po' del... La stagionatura influisce sul gusto? Sul gusto, certo. Un prodotto più stagionato acquisirà sicuramente più sapore, più aroma, a differenza di un prodotto meno stagionato, che sarà un po' più morbido e un po' più dolce. È un prodotto particolare. I nostri amici poi ci chiedono, ci scrivono sempre dove lo possiamo trovare. Chi non può venire a Cavallese lo può trovare, o devono per forza venire a trovare te? Allora, diciamo se che possibile è bene che vengano a trovarti. Beh, chiaro, diciamo. Quello sicuramente, se vengono a trovarmi io sono felice e contento, innanzitutto perché gli posso far vedere l'azienda, gli posso spiegare un po' meglio, con un po' più di tempo, come si produce, magari gli si può anche far vedere, gli si può anche far legare la lucanica. È un prodotto di nicchia perché le capre non sono tante, per cui non c'è un commercio di larga scala. È un prodotto che facciamo noi, che collaboriamo qui. E che quindi creiamo. Ai nostri amici da casa diciamo venite a gustarlo qui in Val di Fiemme. Io ringrazio Giuseppe D'Agostin, che è uno dei soci della strada dei formaggi, produttore delle lucaniche di cui abbiamo parlato. Noi l'assaggiamo. Voi amici da casa rimanete con noi, perché vi suggerisco un abbinamento particolare. Il nostro Placido Manoli è a Villa Braida a Mogliano e ci presenta gli spumanti dell'Alto Adige. Azzardiamo questo abbinamento.